Devo ringraziare veramente tutte le persone che hanno collaborato per realizzare questa stupenda manifestazione e soprattutto anche perché, ricordiamolo, il ricavato verrà donato alle popolazioni colpite dal sisma del centro Italia. Veramente è ancora viva la solidarietà ed è vivo vedere come il ricordo del terremoto di 40 anni fa ha lasciato veramente lo spazio e la solidarietà per le persone colpite nuovamente quest'anno a distanza di 40 anni dal sisma. Veramente un grazie a tutti quanti, abbiamo racimolato più di 5.000 euro, insomma un grazie veramente di cuore a tutti quelli che hanno partecipato, dalle associazioni alle borgate ai commercianti, e un grazie veramente a chi ha donato di cuore anche questa volta. Una cosa bellissima è la sinergia che c'è fra tutte le varie associazioni per la realizzazione di questo progetto. Questo progetto, come dicevo, è stato realizzato da queste associazioni di Gemona del Friuli in concomitanza con un altro evento, l'evento sportivo di Gemona del Friuli, che si svolge in questi giorni. Come potete vedere qui alle mie spalle stiamo provvedendo alla distribuzione della pasta ancora tuttora. Io ringrazio di cuore le associazioni che hanno organizzato tutto questo, a partire dall'associazione Conserva, tutte le borgate del Gemonese, l'associazione Fur par Fur e la Proloco come regista. Qui siamo già a 1000 porzioni consumate e la serata promette bene anche grazie al tempo, e perciò auguro a tutti una buona serata. E Gemona è solidale con questo evento drammatico, perché Gemona 40 anni fa ha ricevuto tanto e vuole ridare in tutto quello che è possibile quello che ha ricevuto.